Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Calabria piace ai turisti, la nostra regione è seconda in Italia per la permanenza nelle strutture ricettive. La fotografia è scattata da Demoscopica, Rio, necessario il piano per il turismo. Indagini serrate nel Vibonese dopo l'agguato sulla spiaggia a Nicotera ha costato la vita a Francesco Timpano, il killer in azione a volto scoperto. Un operaio di 43 anni ha perso la vita questa mattina a Gimigliano. L'uomo era alla guida di un muletto che si è ribaltato. L'incidente in una fabbrica di conserve, indagano i carabinieri. Monta la polemica all'Ocri dopo la chiusura del reparto di ortopedia per mancanza di medici. Nicolò addebita alla giunta Oliverio la responsabilità di quello che definisce disastro sanità. Il governatore: accerteremo le responsabilità. Intanto il DG dell'ASP di Reggio Brancati precisa: non c'è stata nessuna chiusura. Successo per l'atteso concerto di Noemi che ha aperto i grandi eventi in cartellone al Festival Euromediterraneo di Altomonte. In migliaia a Botricello per il tuffo collettivo più lungo del mondo, una catena umana di quasi 3 chilometri. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque apriamo questa edizione del nostro giornale parlando di turismo. Ci sono buone notizie per la Calabria, infatti più presenza nelle strutture turistiche della regione. La fotografia scattata da Demoscopica. Sentiamo. La Calabria che non t'aspetti la sorpresa di Ferragosto. Nei dati di Demoscopica la nota relativa al 2018 prevede un boom di presenza in Italia con più di 126 milioni di arrivi e per quel che riguarda la nostra regione trend in crescita, insomma i turisti finalmente scoprono il nostro mare e i nostri monti. Per il 2018 prevediamo una chiusura con un incremento del circa del 2% degli arrivi. Quindi parliamo di oltre 1.800.000 turisti che sceglieranno la nostra regione nell'arco del 2018 e uno 0,66% delle presenze, quindi delle notti che questi turisti in qualche modo produrranno e genereranno nella scelta della Calabria. Calabria sul podio della novità dello studio, anche per il soggiorno che è più lungo rispetto a molte altre regioni italiane. La Calabria si colloca tra i primi 3 posti, al secondo esattamente, per permanenza media dei turisti. Questo è un dato interessante, il tutto è un dato estremamente importante se pensate che è avvenuto quasi in assoluta mancanza di programmazione turistica, perché vorrei ricordare che la regione Calabria non ha un piano triennale sul turismo aggiornato, per cui di fatto molto è legato allo spontaneismo del sistema imprenditoriale regionale e ad altre coincidenze fortuite, però insomma il dato lascia ben sperare. Un'opportunità da cogliere per la Calabria, i numeri infatti sono un chiaro suggerimento per le politiche da adottare nel settore. Occorre approvare il nuovo piano triennale sul turismo, un piano triennale che sia chiaro e che indichi tempi, costi e azioni da realizzare per il comparto turistico. Per quanto riguarda la mia convinzione, la Calabria va divisa in aree per come era già stato fatto, su quelle aree bisogna insistere attraverso la creazione di prodotti turistici specifici per l'area, quindi penso all'enogastronomico, penso al culturale, penso chiaramente prioritariamente al balneare, ma anche all'escursionismo montano. La cronaca adesso, indagini serrate nel Vibonese dopo l'agguato sulla spiaggia a Nicotera ha costato la vita a Francesco Timpano, il killer in azione a volto scoperto. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Un'esecuzione lampo, in un pomeriggio di mezzo agosto, sotto gli occhi inorriditi dei turisti a Nicotera Marina. Ha agito con rapidità e precisione il killer di Francesco Timpano, sparando almeno 4 colpi di pistola con i quali ha centrato il suo obiettivo, uccidendolo. L'assassino a quel punto si è dileguato, ma avendo agito a volto scoperto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Tropea. La vittima dell'agguato compiuto ieri pomeriggio sulla spiaggia del Lido
Lido, il gabbiano, sul lungomare di Nicotera Marina, era originario di Caroni di Limbadi, fratello di Vincenzo, scampato alla raid, costato la vita a 2 persone nello scorso mese di maggio a Limbadi, quando si contarono anche 3 feriti. Al momento la pista più seguita si collega proprio a quella strage dell'11 maggio scorso, quando il 32enne Francesco Olivieri, ora in carcere, uccise a colpi di fucile Michele Valeriotti e Giuseppina Mollesi a Nicotera, recandosi quindi in un bar di Limbadi dove ferì altre 3 persone. Tra questi un altro fratello di Francesco Timpano, Pantaleone, mentre Vincenzo, come dicevamo, scampò all'agguato nascondendosi dietro il bancone di un bar. I 3 fratelli Timpano erano dunque nella lista di morte stilata da Francesco Olivieri, che qualche giorno dopo la mattanza si costituì in carcere Vibo Valencia, riferendo al GIP di aver agito per vendicare l'omicidio di un suo fratello avvenuto molti anni addietro. Oltre a questo scenario, sullo sfondo resta anche lo spaccio di droga nella zona tra Nicotera e Limbadi, altra ipotesi che gli inquirenti non escludono. C'è poi un altro particolare da non sottovalutare. I carabinieri stanno indagando sulle minacce ricevute nelle ultime settimane da un medico di Nicotera in servizio al 118 che subito dopo l'agguato compiuto al Lido di Nicotera Marina è stato messo sotto stretta protezione per ragioni di sicurezza. È la conferma che gli investigatori hanno imboccato una pista ben precisa e avrebbero le idee chiare sul movente, anche se nessuno si sbilancia, e sulla persona che ha ucciso Francesco Timpano. Come è avvenuto nelle ore successive a quel drammatico 11 maggio, Nicotera è nuovamente precipitata nell'incubo e i carabinieri fin da subito hanno avviato una nuova caccia al killer. Nel corso della notte hanno sentito diversi testimoni, effettuato perquisizioni e visionato le immagini di videosorveglianza presenti nella zona dove è stato compiuto l'agguato. Il killer ha agito infatti a volto scoperto, ha seguito la vittima, l'ha freddata sparando da distanza ravvicinata, incurante della presenza di numerose persone, e si è poi dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce per ora. Incidente sul lavoro oggi a Gimigliano, morto un operaio di 43 anni, queste ed altre notizie nei nostri 100 secondi. Un operaio di 43 anni, Roberto Mancuso, è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento di produzione di conserve a Gimigliano, nel Catanzarese. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era alla guida di un muletto che per cause in corso di accertamento si è ribaltato travolgendolo. L'uomo, residente a Sorbo, San Basile, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. Intimidazione ad un'azienda nel Vivonese, bruciati 2 mezzi della Pagano, impresa specializzata nella realizzazione e vendita di mobili sita ad Arena. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I carabinieri hanno avviato indagini. Già in passato l'azienda era stata vittima di danneggiamenti. Una carrozzeria abusiva è stata scoperta dai finanzieri di Crotone a Cerenzia. La struttura era priva delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale riguardanti gli scarichi delle acque reflue e l'emissione di fumi in atmosfera. Sequestrate le attrezzature dell'officina, elevata multa pari a 15.000 euro. La Guardia Costiera ha sequestrato il depuratore comunale di Sant'Angelo a Corigliano Rossano, accertati dall'ARPACAL dopo numerose segnalazioni da parte dei bagnanti, la non conformità delle acque di balneazione, il tratto di mare dunque inquinato, scattati i sigilli. Una rissa è scoppiata a Briatico in occasione dell'inaugurazione della chiesa parrocchiale San Nicola Vescovo. 7 persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri. L'episodio si è verificato nei pressi della piazza antistante la chiesa e ha visto coinvolti 2 nuclei familiari. All'origine della rissa, secondo gli investigatori, problemi di vicinato che si trascinano da tempo. E polemica dopo la chiusura del reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri per mancanza di medici. La UIL chiede l'intervento della Procura. Il consigliere regionale Nicolò addebita all'aggiunto Oliverio le responsabilità di quello che definisce disastro sanità, mentre il governatore assicura saranno individuate eventuali responsabilità. Intanto il DG Brancati dice non c'è stata nessuna chiusura.
Monta la polemica dopo la chiusura del reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri. In Calabria l'allarme è stato lanciato già da tempo. C'è carenza di ortopedici e così proprio in piena estate, quando con l'aumento di turisti si avrebbe maggiormente bisogno di tutti i reparti attivi, a Locri ortopedia chiude perché a quanto pare non ci sono medici che possano coprire i turni. Il sindaco Giovanni Calabrese, che da tempo si batte per le questioni che riguardano la sanità, ironicamente sui social ha scritto SOS chiuso reparto di ortopedia, evitate fratture. Quello che davvero dispiace, continua poi il sindaco di Locri Calabrese, è l'indifferenza della politica. In passato siamo scesi in piazza per difendere il nosocomio, a settembre aggiunge lo faremo ancora perché questo territorio non può fare a meno dell'ospedale. Nel reparto era ricoverata solo una paziente che è stata trasferita nell'ospedale di Polistena e in campo scendono anche i sindacati, in particolare il segretario provinciale della UIL Nicola Simone, che annuncia siamo pronti a denunciare alla procura e al prefetto quella che potrebbe essere un'interruzione di pubblico servizio. Immancabile poi la polemica politica. Il consigliere regionale Alessandro Nicolò addebita all'aggiunto Oliverio quello che definisce il disastro della sanità calabrese e al governatore chiede di presentare una relazione a Palazzo Campanella sullo stato dei servizi sanitari pubblici e con il privato convenzionato, mentre Oliverio promette che saranno individuate eventuali responsabilità. Fatti del genere non possono e non devono accadere, sottolinea il governatore. E intanto, dopo il clamore mediatico suscitato dalla notizia, arriva la smentita da parte del DG dell'ASP di Reggio Calabria Giacomino Brancati, che dice non c'è stata nessuna chiusura del reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri, c'è stato solo un problema riguardante l'assenza per malattia di qualche medico che è stato affrontato e risolto con decisioni precauzionali interne. Ortopedia all'ospedale di Locri è attiva e funziona regolarmente, sottolinea ancora Brancati, con pazienti ricoverati. A Gioia Tauro l'ufficio scolastico provinciale ha deciso la chiusura di 3 istituti. Il perché nel nostro servizio. Sul disastrato comune di Gioia Tauro, sciolto per infiltrazioni mafiose e in dichiarato dissesto finanziario, arriva una nuova tegola per la comunità. 3 istituti scolastici, la scuola dell'infanzia Collodi, la primaria Tre Palmenti del Rione Fiume e la scuola San Giovanni Bosco rimarranno chiuse per l'anno in corso. La decisione è arrivata dall'ufficio scolastico regionale, che ha dato nuovamente parere negativo alla riapertura malgrado una delibera della Regione Calabria che aveva ratificato la modifica del piano di riordino disposta dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Dai genitori che rappresentano i 3 plessi scolastici è arrivata in modo immediato una levata di scudi, facendo emergere tutta la loro amarezza. È incomprensibile, fanno sapere, la posizione assunta dall'ufficio scolastico regionale. Vorremmo sapere qual è la motivazione che spinge un diniego così forte per meri motivi burocratici, spostando, aggiungono ancora, i bambini in un altro plesso, visto che la rivisitazione del piano scolastico non avrebbe comportato nessuna variazione oggettiva, essendo di fatto già formato l'organico delle classi. Ci chiediamo, continuano i genitori, come sia possibile che l'USR, ossia l'ufficio scolastico regionale, non tenga conto di una delibera regionale che autorizza la riapertura del plesso dell'infanzia. I bambini, concludono, non sono numeri come qualche funzionario crede. I ragazzi, senza falsa retorica, sono la speranza del domani e la speranza è l'investimento più importante da fare in un contesto difficile come il nostro. La pagina dello spettacolo successo per l'atteso concerto di Noemi, che ha aperto i grandi eventi in cartellone al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Ed ora che ciao a tutti, sono Noemi e vi mando un gigantesco saluto da Altomonte. Ciao! Sarà un autunno difficilissimo, sarà un inverno, sarà romantico. Al Teatro Belluscio di Altomonte è stato l'attesissimo concerto di Noemi ad aprire i grandi eventi del Festival Euromediterraneo 2018. Il Teatro Costantino Belluscio ha portato in 31 anni i più grandi artisti italiani e internazionali, molti loro, e chiaramente abbiamo voluto aprire con Noemi, che rappresenta, secondo l'idea del tema di quest'anno dei paesaggi culturali, una persona in grado di attraversare il mondo dell'emozione, della musica, delle storie, portandoci in viaggi reali e immaginari. Allora abbiamo voluto cominciare con lei. E poi il suo tour si chiama La Luna. Cosa c'è di meglio di un paesaggio illuminato dalla luna che ci porta a sognare? Non c'è più niente
Noemi, artista versatile e un po' rock, ha presentato al numeroso pubblico il suo nuovo album dal titolo La Luna, regalando emozioni con i suoi successi musicali vecchi e nuovi, spaziando dal blues al country. Il Festival Euro-Mediterraneo, che quest'anno ha come tema i paesaggi culturali, è un evento che spazia su più fronti, dalla musica al teatro, con uno scopo ben preciso: mettere al centro dell'attenzione Altomonte, uno tra i borghi più belli d'Italia. Altomonte chiaramente continua nel cercare di essere meta culturale, meta di turismo importante, non soltanto per la Calabria, ma penso che rappresenti comunque una perla nel panorama del Mediterraneo, e quindi chiaramente il paesaggio culturale che può rappresentare. Però chiaramente è soprattutto terra di mezzo, terra di incontro tra due mari, Euro-Mediterraneo, Festival dei Due Mari. In tutti questi anni qualche volta ha cambiato, denominazione, ma rimane quell'idea di Costantino Belluscio di essere un luogo di propulsione della cultura, e il festival di quest'anno, con tutti gli artisti che si avvicenderanno nei prossimi giorni, da Izzo, Cirilli, Mogol, Gnocchi, Moro, serve a fare questo. Esplorano galassie sconosciute da altri occhi. Dopo il successo del concerto di Noemi, il prossimo appuntamento in programma al Teatro Belluscio sarà martedì 14 agosto con la comicità esilarante di Biagio Izzo e il suo nuovo spettacolo Autovelox. Un tuffo da Guinness dei primati successo a Bottricello sulla costa ionica catanzarese per l'iniziativa promossa da Comune Pro Loco. Migliaia di persone hanno aderito al tuffo collettivo. Una lunghissima catena umana di quasi 3 km, per l'esattezza 2 km e 700 metri, per il tuffo collettivo più lungo del mondo. Bottricello, cittadina che unisce la provincia di Catanzaro a quella di Crotone, prova così ad entrare nel Guinness dei primati. Migliaia di persone hanno aderito all'iniziativa promossa da Comune Pro Loco per conquistare il record dell'estate, un'idea accolta con entusiasmo dai lidi della zona, da cittadini e turisti presenti sulla costa ionica. È un'iniziativa meravigliosa, insomma. È una gara che porta un po' di competizione tra le varie spiagge, quindi è una cosa simpatica da fare. È stato un bel tuffo collettivo e ci siamo divertiti tanto, tutto il lido. E complimenti agli organizzatori, una manifestazione ben riuscita. Quando ci si diverte va sempre bene. Spettacolare il colpo d'occhio, chiesta la certificazione ufficiale per entrare nel libro dei record. Il precedente, seppur non certificato, era della costiera romagnola con 1,5 km, ma il tuffo collettivo è stato anche un'occasione per far conoscere e valorizzare lo splendido litorale. Il Guinness dei primati l'abbiamo lanciato così, in un certo modo, in modo provocatorio. Chiaramente per fare il Guinness dei primati c'è una procedura molto particolare che sicuramente il prossimo anno l'assessorato curerà in un certo qual modo, perché non è una cosa semplice. L'abbiamo organizzata io e 4 amici, direi in 15 giorni. Abbiamo dato alla città di Catanzaro, penso, l'opportunità per il prossimo anno di inserire anche questa bella manifestazione nell'estate catanzarese. Siamo soddisfatti di quello della nostra iniziativa, ho visto tanta gente che ha partecipato con tanta gioia ed è un'esperienza che secondo me va ancora di più migliorata per coinvolgere più gente possibile fino a tutta la costa, sarebbe una cosa meravigliosa. E adesso le ultime dal calciomercato. Primi gli scontri effettivi da campo, c'è chi piange e chi ride, il Crotone dopo il test con Livorno si prepara l'assalto finale, ai colpi dell'ultimo minuto a partire da Claudio Spinelli, molto vicino dal Genoa con la forma del prestito, il Parma invece punta Faraoni, reduce dal cambio d'agente, una possibilità in A per l'ex bimbo prodigio cresciuto tra Lazio e Inter, si attendono segnali da Capuano che preferirebbe tornare in Calabria piuttosto che approdare in casa Benevento, dove la concorrenza sarebbe folta e agguerrita. Per le uscite si attendono notizie confortanti dall'entourage di Martella per un'offerta soddisfacente, mentre ci sarebbe la volontà di trattenere tutti, da Rodien fino a Nalini per finire con Simi e Budimir davanti. Si lecca le ferite il Cosenza dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino di Walter Mazzarri, urgono rinforzi di qualità a partire dal centrocampo dove Luigi Giorgi, da semplice sondaggio, può divenire obiettivo credibile per esperienze e costi non esorbitanti, seguito un nome nuovo da Ascoli, quello di Claudio Santini, in uscita dai bianconeri che aprirebbero ad un prestito con diritto di riscatto eventualmente. Per la mediana si attende la decisione definitiva dello Spezia per Maggiore, il Cosenza spera per Perina il Potenza è sempre
in pole, ma deve accontentare in pieno ancora la richiesta del Cosenza. Obiettivo Casoli quasi sfumato per il Catanzaro. Per il centrocampista c'è il Novara. Canutè arriva dal Benevento con la forma del prestito dopo l'ufficialità del tesseramento dell'attaccante Ciccone. Su Cacci e Saraniti entra con forza in gioco la Tristina. La Vibonese ha chiesto al Crotone il difensore Luca Bruno e attende la decisione di Ettore Mendicino. Il Rende prende sabato e lo ufficializza, mentre la Regina non perde di vista l'obiettivo San Domenico. Nel vivo il mercato tra affari, presunti tagli e colpi da giocarsi all'ultimo secondo. Gli appuntamenti inseriti nella 33esima edizione dell'estate internazionale del folklore del Parco del Pollino a Castrovillari. Si partirà giovedì 16 agosto alle 22 in piazza Municipio con il flash mob che richiamerà nella città del Pollino il popolo del festival. Presenti i gruppi provenienti dalla Polonia, Ecuador, Francia, Corea del Sud, Martinica, Messico, Burkina Faso e Italia. E adesso le previsioni del tempo. Il flusso perturbato principale continua a scorrere sull'Europa del Nord, mentre sul Mediterraneo domina un campo di alta pressione, che però, complice gli alti tassi di umidità, provoca anche qualche fenomeno instabile sul centro-sud Italia. Ritornando al flusso perturbato principale, dalla carta sinottica si vede come esso presenti una saccatura sulla Gran Bretagna, collegata a una bassa pressione al suolo che nei prossimi giorni tenderà a scorrere verso est, mentre la saccatura stessa interesserà maggiormente anche l'Italia e la nostra regione, dove quindi è da attendersi un peggioramento a cavallo di Ferragosto. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, parzialmente nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani sulle zone montuose, rapido esaurimento serale. Sempre dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità sulle aree litoranee tirreniche, con possibili piovaschi lungo le coste. Temperature in leggera diminuzione. Tendenza per il giorno di Ferragosto. Peggioramento con tempo variabile caratterizzato da schiariti e annuvolamenti, con piogge sparse, che potrebbero interessare principalmente i litorali tirrenici della Calabria. Temperature in ulteriore leggero calo. Martedì, mare ovunque, poco mosci, con venti a regime di brezza. In serata sullo Ionio tali brezze potrebbero assumere anche intensità moderate. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Per la puntata di è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.